L'analisi tattica, dov'è? Boh, arriva, dai. Allora, amici bellini, si allatta, si può allattare un pochino perché ci divertiamo. Pasquale Enrico Ferraioli, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Polverizzati anche i 23.700, voliamo verso i 24.000, che è un numero bellissimo, quindi voi con il like mi date una mano, quindi lasciate un like e ne abbiamo ben donde oggi, perché possiamo parlare di un Napoli vincente, di un Napoli che fa 3 gol, del nuovo che avanza, che impatta, e quindi abbiamo screenshot e abbiamo anche una novità tecnologica importantissima, quindi andiamo a parlare. Questa è una vecchia foto. Lo colleghiamo il discorso, insomma, che a Kvara serve un compagno d'arte, uno con cui condividere calcio e magari anche amicizia, e ci arriviamo perché a fine partita ho notato questo momento quando i ragazzi sono andati sotto la curva a salutare. Kvara era davanti a tutti, ma a un certo punto si ferma, torna indietro e va a raccogliere l'abbraccio di Ngonghe. Lo abbiamo visto in ritiro, insomma, i ragazzi scherzano, si fanno le foto, si sfottono un pochino, e secondo me Kvara stava sviluppando un rapporto anche di amicizia, non solo calcistica, con Ngonghe. Un peccato secondo me che questo rapporto verrà interrotto se Ngonghe verrà ceduto. È un po' come se Kvara fosse rimasto anche lui orfano di Osimhen, con un compagno calcistico, non lo so, a livello di amicizia, perché Osimhen è sempre stato un po' solitario magari, però aveva bisogno di qualcuno così, e penso che in Neres lo abbia trovato. Tant'è vero che se vedete Neres dal barbiere, guardate chi ci sta qua dietro, lo riconosciamo. Insomma, fare calcio, ok? Non pensare solo a te stesso, ma pensare da squadra. Questo è quello che avevamo chiesto, insomma, al Napoli di Conte, perché avevamo notato che erano tanti piccoli nuclei individuali. Quando poi il nucleo diventa un unicum negli 11 che giocano sul campo, le cose possono cominciare a girare molto bene. E per quanto riguarda Neres, io che avevo sottolineato, insomma, l'entusiasmo, che pare che fosse costretto a fare dei video e delle cose, intanto mi sembra che sia un personaggio. Può essere un personaggione che è introverso a prima acchitto, poi magari le telecamere le svicola, e poi magari diventa un personaggio. C'è quella scena dove fa vedere la maglia con quel sorriso beffardo, va capito, e a livello caratteriale lo capiremo, ci sarà tempo. A livello calcistico lo abbiamo capito subito che tocca il pallone diversamente dagli altri. A fine partita poi vediamo anche delle schermate dove ci fanno vedere il possesso palla, i falli, i corner. Penso che questo sia sbagliato. 0 passaggi riusciti, Meret, buongiorno Rachmani, assolutamente no. Anzi, su Meret il numero di passaggi riusciti è stato abbastanza alto, con coraggio, mi permetto di dire il consueto coraggio, perché delle volte il coraggio lo porta anche a fare degli errori, ma quando ha dovuto spazzare alto, ha spazzato alto. In un'altra occasione che vi farò vedere, prende anche l'iniziativa di un passaggio difficile, raso terra verso Raspadori, che va a segno e che porterà al gol di Kvara. Ci arriviamo, anche perché dobbiamo fare le pagelle. Stavolta non mi dimenticherò. Recupererò anche le pagelle. Devo tornare nella memoria e fare una pagella severa per Verona-Napoli. Però partiamo da questo gruppo. Non so se andiamo a scavare nelle altre partite, col Modena, col Verona. C'è stato questo cerchio. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, non lo so se c'è stato, quindi questo non cambia nulla. È un'immagine però importante, perché da qui si deve ripartire uniti. E come di consueto mi piace farvi vedere il calcio d'inizio. Ricordiamo la mezzala che doveva schermare il pallone che arriva allo Lobotka, ai centrocampisti o ai difensori per il primo lancio. In questo caso il Napoli non lancia subito lungo, si batte, la palla arriva allo Lobotka, nessuno scherma e il Napoli la gira, la sposta, la muove in difesa e parte da dietro, anche perché i lanci lunghi o ti butti e vai ad aggredire, o altrimenti è meglio di no.
E la prima occasione il Napoli l'ha a 50 secondi, insomma, bravo Mazzocchi, diciamolo, che trova questo bel filtrante, non era proprio il cursore che volevo scegliere, insomma, per Raspadori, che partendo da dietro si inserisce in questo bello spazio lasciato da marcature un po' larghe da parte di quelli del Bologna. Arriverà al tiro da poco fuori dall'area, di sinistro prova a piazzarla, la palla finisce un poco fuori, però già buone avvisaglie di un Napoli più verticale, meno possesso palla del Bologna, lo abbiamo visto, meno passaggi, quasi la metà dei passaggi rispetto al Bologna, perché si prende palla, si va, e alle volte si va anche palla al piede con quelli che ne hanno le possibilità, vedi Kvara che stava in una forma incredibile, e quindi si aggredisce una difesa alta, quella di Italiano, che mostra delle lacune. In questo caso le lacune le dimostriamo anche noi, diciamolo che non siamo stati perfetti, altrimenti rischiamo di illuderci di nuovo, ecco qua, fa a posto, lo scudetto, siamo più forti. No, ci sono ancora molte cose da sistemare e non siamo stati perfetti. Se guardate qui la linea, ho spezzettata chi deve seguire chi, perché Di Lorenzo e Buongiorno sono quasi sulla linea dell'area, mentre Rachmani e Olivera sono andati fino in fondo, e qui sul passaggio di Ndoye in profondità per Castro, Rachmani è troppo lontano da Castro, fa un passetto in avanti quasi come a volerlo mettere in fuorigioco, ma era troppo in ritardo per fare questo. Quando riprende la corsa verso Castro, purtroppo è troppo in ritardo, ma nemmeno Flash, ma nemmeno Juan Jesus, perché Juan Jesus, quindi in ritardo, marcatura lasca, se vogliamo ricordare le marcature lasche di Juan Jesus, di Nathan, eccetera eccetera, anche Rachmani in questo caso. E qua grande parata bassa di Meret che esce e accompagna il movimento che farà Castro, uscita bassa, parata fondamentale. Siamo al 30°. Dopodiché il gol di Di Lorenzo parte proprio da lui, che vedete qui temporeggia un pochino col pallone, e facciamo vedere il movimento che fa Politano, movimento a lunetta, e va ad occupare lo spazio libero e a ricevere da Di Lorenzo. Nel momento in cui Di Lorenzo passa il pallone a Politano, parte. Di Lorenzo parte come un treno e Politano farà il suo movimento a servire Kvara, ma questa cosa la dobbiamo vedere un pochino meglio. Questo quando poi gli abbonati diventano anche collaboratori. Io veramente ho una squadra di ragazzi e ragazze che vogliono approfondire, mi danno spunti, mi danno una mano. E qua andiamo nelle simulazioni di algoritmi, di intelligenza artificiale, di possibilità, in base non solo a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, ma alla partita che stanno facendo. Quindi io ringrazio Giuliano e Giovanni che mi stanno dando una mano con questo tipo di analisi. E come arriva il gol di Di Lorenzo? Cosa si poteva fare in questo caso? E dobbiamo ragionare su un sistema di simulazione che valuta anche come si sta comportando l'avversario in base ai tuoi movimenti. In questo caso parliamo delle marcature un po' larghe del Bologna, e nel momento in cui Politano scarica la palla a Kvara fa questo movimento a seguire che lo permette di avere delle varie possibilità. Creare gol, che significa un assist o un tiro in porta che finisce in gol, passaggio dietro o laterale, tenere il possesso, quindi andare in dribbling, lo vedete qua, tentare dribbling o entrare in area di rigore. Queste sono le possibilità di Politano nel momento in cui scarica il pallone a Kvara. Abbiamo anche Di Lorenzo che nel frattempo ha fatto tutta la discesa, creare gol 66, 71 e 68, queste le percentuali di possibilità. E lo stesso Kvara ha la possibilità da lì di creare gol più basse, il 40%, passaggio dietro, tenere il possesso, queste sono le percentuali. In quel microsecondo vedete cosa succede? La scelta ottimale dovrebbe essere, ed è quella alla fine, quella di servire Di Lorenzo, si crea una possibilità di creare gol del 66%, possibilità sempre di successo, di passaggio indietro laterale, anche perché Raspadori che in fuorigioco verrà dentro e sarà libero per un eventuale tap-in se Di Lorenzo avesse scelto di non tirare e di passarla laterale, o di tenere il possesso e andare poi in dribbling. Il movimento che fa Politano ha una percentuale addirittura più alta di creare gol rispetto a Di Lorenzo che sta arrivando di tutta carrera. Quindi questa era una possibilità che Kvara aveva, il passaggio, il triangolo stretto con Politano col passaggio rasoterra.
E voi mi direte, sì, ma qua Politano se riceve palla va a sbattere contro questi 3 difensori. È quello che mi sono detto anche io. Penso che la scelta di Lorenzo era la scelta migliore che ha fatto Kvara. E non è proprio così se andiamo a vedere un'altra slide, un altro screenshot, che è questo qui. E quindi vedete che ci sta lo spazio effettivamente per Politano di infilarsi qui, e con la possibilità del passaggio di Kvara qui rasoterra, un tocco col sinistro e si è creato un bello spazio per andare poi al tiro in completa libertà, col sinistro che è il suo piede, il movimento che Politano fa spesso, quindi ottime possibilità, ottimi presupposti. Poi aggiungici che la simulazione non sa che Kvara è un genio e che questo passaggio con Di Lorenzo che arriva taglia fuori tutta la difesa, il passaggio a Palombella che è completamente geniale, ed ecco che si crea il presupposto. Di Lorenzo controlla e tira col sinistro e il Napoli sblocca una partita pazzesca con possibilità pazzesche quando hai la qualità. Bisogna sottolinearla la prestazione di Politano, che è un po' spesso preso di mira. Arriva Neres che ha quello impatto, Politano sarà preso di mira, però dobbiamo sottolineare che ha fatto un'ottima partita, è entrato in tante situazioni, spesso arriva al tiro, a volte viene contrastato, viene deviato, non è sempre precisissimo, però fa la sua partita. Quindi Conte è chiamato a fare una scelta che per noi tifosi sembra immediata. Neres è forte, Politano è scarsa, da giocare sempre Neres. Non sempre, perché queste cose qua poi gli allenatori, gli staff, i match analyst le considerano e come noi la facciamo fare. Quindi lasciate il like, perché noi qua il livello lo alziamo. La possiamo fumare un sigaro ogni tanto così, ma tentiamo di alzare il livello senza alzare la voce. Qui Napoli non benissimo, occasione di Abisher che insomma un gol che il Napoli prende spesso, su questo bisogna lavorare. Lo scarico all'indietro o la palla vagante dove il centrocampista o la mezzapunta arriva indisturbato e può andare al tiro. Per fortuna Abisher la tira altissima, ma qui capitano un paio di cross nella zona di Olivera dove non contrasta troppo bene, c'è un po' troppo spazio e vediamo Abisher un po' solo che può attaccare questo spazio qui. In difesa si sono creati degli accoppiamenti, c'è un raddoppio Rachmani Di Lorenzo lì su Castro, Mazzocchi sta bene in quella zona perché c'è Ndoye alle sue spalle, Buongiorno anche segue il suo avversario e qui secondo me è un po' Anghissà che sta fuori posizione, Lobotka tiene a vista, credo fosse Moro alle sue spalle, Anghissà sta seguendo l'avversario da dietro, o Anghissà o Politano devono fare la corsa in più per mettersi davanti ad Abisher. E questo è il passaggio di Meret che vi dicevo, ha la possibilità dello scarico facile su Buongiorno, ma decide per questo passaggio rasoterra, centrale, anche un po' rischioso, su Raspadori che viene incontro. La scelta di Raspadori, Conte l'ha spiegata bene, Raspadori è più di manovra, Simeone è più di profondità, quindi la voglia di giocare a calcio, la voglia di utilizzare poi Lukaku anche in un certo modo. Lukaku rappresenta al massimo della sua forma entrambe le cose, perché Lukaku viene incontro e ti fa salire la squadra, ma lo puoi anche lanciare in profondità, quindi ottimo se stesse in grandissima forma. Però Conte l'ha spiegato bene e Raspadori ha spiegato il perché lo continuano a scegliere, anche se non ci sembra subito di grandissimo impatto e abbia le caratteristiche giuste per fare la prima punta. Ecco perché con queste sue caratteristiche sotto punta secondo me è perfetto, sempre nel discorso che potrebbe assomigliare a Lukaku Lautaro, un Raspadori vicino a Lukaku. Però Raspadori c'ha questo, viene incontro, tiene con i suoi limiti il difensore alle spalle, subisce fallo e da quel fallo Rachmani, passaggino a Kvara, lasciato colpevolmente libero dai centrocampisti, dalla difesa del Bologna, e si incammina e si fa un solitario in velocità spostando il pallone. Cosa simile l'aveva fatta con il Sassuolo, lo ricorderete, 2 anni fa, gol più difficile quello lì, questa volta se la sposta sul sinistro, deviazione e gran gol, impreziosisce ancora di più, una partita straordinaria. E poi anche la richiesta di Conte di lanciare lungo, non c'è più bisogno di creare da dietro, siamo sul 2-0, siamo sullo scadere, abbiamo messo Simeone, lancio di Meret dal fondo, la squadra si dispone in un certo modo perché il lancio non è casuale. Tutta la squadra vedete che si mette nel semicerchio del lato destro. Simeone salta di testa qui, con Neres già pronto per la profondità. Difesa alta, cerchi di utilizzarla
come loro punto debole. Quindi anche questa è una soluzione che con Lukaku si può fare ancora meglio. E mi piace anche sottolineare l'impatto che ha avuto Simeone sulla gara. Pochissimi minuti, ma tutti palloni toccati fondamentali. Abbiamo visto quella sponda, qui intercetta in scivolata, la palla finisce a Lobotka che gliela ridà. Vedete come i due trequartisti liberi di mettersi dove meglio li aggrada, non devono stare per forza in banda. Neres più avanzato, più fresco anche per il primo pressing. In questo caso Simeone la cederà a Kvara, che la cederà a Neres, che farà quel dribbling fatto di tocchettini in più per sbilanciare l'avversario, e arriva il gol di Simeone, secondo me meritato. Vedete come Simeone trova il passaggio per Kvara, che in questo caso vedete come si è alternato con Neres. Kvara a destra, Neres che va a sinistra, Neres che indica, detta il passaggio, Kvara gliela dà semplice in profondità. Poi si gioca a pallone, ci si diverte, E quindi tutto questo mi porta a dare questi voti. Io le ho ascoltate le parole di Conte, ha parlato anche di un buongiorno futuro capitano, poi si è aggiustato perché quando Di Lorenzo smette, eccetera eccetera. Meriterebbe un approfondimento anche quello che è il post partita, con conferenza di Conte, con le interviste a Di Lorenzo e a Kvara. Vediamo se domani avrà ancora senso farlo, perché purtroppo c'è la cronaca che parla del mercato, tutto il discorso su Osimhen, le offerte dell'Arabia, offerte del Paris Saint-Germain, Calenda che continua a parlare, il Napoli che deve fare in 4 giorni 4 acquisti tra McTominay, Gilmour, Lukaku, Dedic. Insomma, ci sarà tanto di cronaca di cui parlare. Però teniamo presente, io mi sto segnando tutto, l'atteggiamento di Conte, le parole, la scelta delle parole di Di Lorenzo, alcuni atteggiamenti, tutto farà un brodo collettivo della stagione che è già iniziata. Insomma, voglio dare 6,5 a Meret, perché la parata bassa la fa importante, poi fa parate di ordinaria amministrazione, viene spesso coinvolto di piede e se la cava bene. 7,5 a Di Lorenzo, il gol è importantissimo e non solo, c'è anche la prestazione, e mi segnalavano ieri in live anche una cazziata, e questo è molto molto buono, perché è importante che i ragazzi si tengano sulle spine tra di loro. Do 6 a Rachmani, forse quello che mi ha convinto di meno nel tenere la linea, nel comandare la difesa. Sembra che possa comandare la difesa Buongiorno, a cui do 7, anche da braccetto convince tanto. Secondo me se lo mettiamo al centro, ecco perché è ermoso, noi non ne capiamo di calcio, ma va bene così per ora. 7 a Buongiorno, do 6 a Mazzocchi, la qualità, la quantità, la voglia, le scelte, tutto nel calderone. E chiudiamo con una prestazione positiva. Ci sono stati dei momenti in cui va in difficoltà, ci sono stati dei momenti anche brillanti. Idem succede a Olivera, che in realtà sta qua, non è Spinazzola. Però secondo me Olivera un pochino meno di Mazzocchi, è andato più in difficoltà in difesa Olivera. In altre occasioni però ha liberato delle cose importanti anche con interventi di testa. Quindi ci sono stati momenti della gara dove, anche momenti individuali, dove ci sono stati dei problemi e delle pezze messe. Quindi 6 anche ad Olivera, e voglio dare 6 sia a Lobotka che a Anguissa. Idem, momenti in cui hanno risolto dei problemi, e altri momenti dove ci sono sembrati un pochino più imprecisi del solito. La precisione dei passaggi del Napoli è bassa, siamo sul 78% se non sbaglio. Questo dato deve assolutamente migliorare, perché trovi delle squadre che si chiudono meglio. Bologna è un po' farfallesco e quindi poi diventa difficile andare in porta, quindi dobbiamo alzare il livello della qualità dei passaggi. 6 e 6 ad Anguissa, do 6,5 a Politano, forse vorrei dargli anche qualcosina in più per quello che ha fatto, ma va bene 6,5 per la partecipazione a tutte le azioni. 6 più a Raspadori, per il discorso che vi ho fatto, anche senza le caratteristiche ideali ha fatto esattamente il gioco che il Napoli dovrà fare, quindi quello che gli chiede Conte. E ci posso mai dare meno di 9 a Kvara? Lo so, voi mi direte, ma magari se stai dando 6 a quello devi dare 8 a Kvara. 9, abbiate pazienza, 9. L'assist è un dipinto, il gol è tutto suo, perché si fa tutto il campo e tira di sinistro, che non è una cosa banale. Poi comincia a dialogare, a fare gioco con Neres, una roba bellissima. È il più giovane della cucciolata, quello che guadagna di meno di tutti
quasi, non ha dormito perché è nato il bambino, non la bambina come molti stanno dicendo, quindi 9 è il minimo che gli posso dare. Dopodiché al 77esimo entra Spina al posto di Mazzocchi, tocca pochi palloni quindi senza voto, però è importante che anche lui può essere utilizzato a destra come vi dicevo, essendo lui un destro naturale. All'83esimo entra Simeone che va a fare la punta, a cui do 7 perché entra, fa un sacco di cose e segna anche, e voglio dare un 7 anche a Neres. E il suo numero è il suo voto. Entra all'88esimo e in pochissimi minuti entra nel gol finale. Sembra avere già una certa confidenza con i compagni, sorride, un personaggio molto molto bene. Vedete quando poi arrivano a questo di qualità come cambia il volto di tutti gli altri che vengono trascinati a livello, se non è un trascinatore a livello caratteriale è sicuramente un trascinatore tecnico, ti fa giocare meglio. Questo è quanto. Il voto all'arbitro lo date voi nei commenti. Cominciamo a dare il voto anche all'allenatore, non l'ho fatto mai. Cominciamo. 7 a Conte, a partire dalla conferenza dove ha aggiustato un po' il tiro. Quindi il voto dell'allenatore dovrebbe partire dalla conferenza, dalla partita, l'analisi della partita e il post partita. Penso che 7 ci possa stare come voto. Prima partita a San Paolo, era importantissimo avere l'impatto. E poi Conte gasa tutti quando la sua squadra segna, e mi ha dato quella sensazione che mi diede quando era l'allenatore dell'Italia. E lì mi veniva voglia di tifare Italia in un periodo in cui ero un pochino disamorato e lì mi gasò. Quindi Conte casa e va bene così. Adesso dategli il resto dei calciatori per fargli fare un'annata che potrà essere difficile, ci saranno dei momenti di sofferenza, però ci possiamo anche divertire. Il Napoli deve essere una variabile impazzita, il Napoli può sorprendere, può dare fastidio, come ha detto Conte. Non dobbiamo avere la pressione di quelli che già stanno dicendo il Napoli ha speso 180 milioni facendo calcoli sbagliati, quindi deve per forza lottare per lo scudetto. Assolutamente no, il Napoli deve essere una variabile impazzita. Se vinciamo 3 partite consecutive ne parliamo, altrimenti una squadra che deve essere difficile da battere e che se chiudi gli occhi per un attimo ti può fregare. Il video è lunghissimo, ma non importa, perché voi l'avete visto tutto e me lo dimostrate con il like finale, anche per dare soddisfazione a tutti i collaboratori che aiutano l'Azzurro Fluido ad essere sempre più azzurro e sempre più fluido con i contenuti, con la tecnologia, con le grafiche, con tutte le cose belle. Siete straordinari, ringrazio tutti gli abbonati per il loro supporto. Il Fantacalcio sta per partire, se volete fare il Fantacalcio insieme a noi dovete essere abbonati, mi scrivete in privato e ci divertiamo 24 ore su 24, perché poi capita la giornata in cui tengo il faticare e non posso fare video, però ne parliamo sempre in generale su tutti i social. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Avete allattato insieme a me?